Settimana corta, lavorare meglio, non meno. Corriere del Veneto, 9 dicembre 2023. È scritto si lavorerà meno, ma si legge si lavorerà meglio. E in questo meglio si riflette la sostenibilità applicata alla gestione del capitale umano, che lascia intravedere il profilo del lavoro del XXI secolo. Tra il 30 novembre e la notte tra il 4 e il 5 dicembre 2023, prima Essilor-Luxottica e poi Lamborghini hanno firmato con i sindacati nazionali e territoriali il rinnovo degli accordi integrativi aziendali. Nel descriverli, molti titoli sui giornali hanno dato ampio risalto al fatto più eclatante e più notiziabile: la settimana lavorativa di 4 giorni a parità di salario anche per le maestranze della produzione, cioè per operai e operaie delle fabbriche. Ciò ha generato reazioni contrastanti. C'è chi ha liquidato la decisione come un percorso sbagliato. C'è chi l'ha bollata come opzione adatta solo alle imprese che fanno prodotti di gran lusso. E c'è chi, con toni più sommessi, vede nella settimana corta in fabbrica il grimaldello che verrà usato per una richiesta generalizzata di lavorare meno e avere più weekend lunghi che molte imprese manifatturiere non si potranno permettere. Questi ultimi sono la maggioranza e il loro ragionamento suona più o meno così: se lavorare meno prenderà piede, le realtà piccole e medie saranno meno attrattive nel reclutare personale, vedranno un incremento di dimissioni volontarie e aggiungeranno altre difficoltà a quelle già presenti per il declino demografico e la carenza di figure con le competenze che servono per davvero. È una preoccupazione fondata. Il contenuto dei due accordi è ampio, articolato e introduce alcune soluzioni innovative di organizzazione del lavoro, di conciliazione tra tempo per il lavoro e tempo per sé, di benessere in fabbrica, di sostenibilità e di partecipazione, che aprono scenari interessanti per il futuro delle relazioni industriali. Prendiamo ad esempio l'accordo Essilor-Luxottica. Nella premessa si legge che cresce fra le persone la domanda di realizzazione e di riconoscimento e che le parti ritengono che sia necessario uno sforzo senza precedenti, andando oltre ai consueti paradigmi e cercando soluzioni coraggiose e innovative per vincere le sfide, aumentare la competitività aziendale, migliorare le condizioni di lavoro e rinforzare il rapporto tra mondo del lavoro e vita privata, anche in un'ottica di partecipazione e coinvolgimento di tutte le persone che operano all'interno dell'azienda. Queste affermazioni sono una scelta di campo che eleva le relazioni con le maestranze a elemento costitutivo e non strumentale dello sviluppo aziendale. La dimensione non c'entra, conta solo l'orientamento strategico di fondo o, con le parole di oggi, il purpose. Ma è nelle sezioni organizzazione e orari di lavoro e conciliazione e comunità che si specchia l'impatto che potrà avere questo rinnovo contrattuale. Ci sono gli investimenti in capitale umano, le ore aggiuntive di aggiornamento professionale, sia in aula sia con affiancamento sul lavoro, il modello della formazione diffusa per sviluppare la polivalenza, l'estensione delle iniziative a sostegno del diritto allo studio e della formazione continua. Poi c'è il riconoscimento della genitorialità, con la rimodulazione intelligente dei permessi attribuiti e non. E ancora c'è il rilancio della staffetta generazionale con la specificazione che la persona giovane che entra in staffetta sarà assunta con contratto a tempo indeterminato e full time. Infine, è vero, ci sono anche le 20 settimane con il venerdì libero, di cui 15 a carico dell'azienda, ma converrete che è solo un di cui. L'accordo tra EssilorLuxottica e i sindacati è come un moderno manuale che descrive gli strumenti per gestire il capitale umano, bilanciando sostenibilità economica, sociale e organizzativa. È un manuale che serve a lavorare meglio, non meno. Ogni impresa definisca prima qual è il meglio nel proprio ambito, e prenda spunto dal manuale per elaborare proposte di lavoro coerenti.